Buongiorno, benvenuti al notiziario di Prealpina.it che apriamo con le polemiche che stanno accompagnando questo inizio della campagna di vaccinazioni anti-Covid. Il PD contesta all'assessore regionale al welfare Giulio Gallera che le vaccinazioni procedono a rilento, un appunto questo mosso ieri dal sindaco di Varese Davide Galimberti e ribadito oggi dal parlamentare varesino del PD Alessandro Alfieri, che fa notare come a fronte di un elevato numero di vaccini messi a disposizione dalla Lombardia, si parla di la vaccinazione sta procedendo a rilento al 4%. Alfieri contesta inoltre alla Lega di scaricare tutte le responsabilità sull'assessore Gallera. Quest'ultimo ieri, Gallera, si era giustificato dicendo che al momento non viene richiamato il personale sanitario addetto alle vaccinazioni, non viene richiamato nel momento in cui si trova ora a riposo o in ferie. Una posizione questa di Gallera che sta creando anche dei malumori nel suo alleato, la Lega in regione. Vediamo a proposito delle critiche del PD e dell'andamento delle vaccinazioni il commento rilasciato poco fa a Prealpina.it da parte del presidente della Commissione Sanità della Regione, il consigliere regionale leghista Emanuele Monti. Continua la campagna di odio contro la Lombardia, come l'ospedale in fiera che non sarebbe servito a nulla e a nessuno e invece ha salvato centinaia di vite. Oggi anche per i vaccini Covid il PD cerca di attaccare per mascherare i loro errori clamorosi nella gestione romana, dalle siringhe inviate sbagliate alle regioni, al numero di vaccini troppo esigui nella numerica consegnata alle regioni. Dopodiché Gallera poteva partire prima? Certo che sì, non c'è Natale e Capodanno per una pandemia che è la priorità numero uno per la salute dei nostri cittadini. E sempre in tema di vaccinazioni, vediamo ora come sta procedendo la campagna a Saronno. Iniziamo la mattina dalle 9 alle 14, questi giorni sono di rodaggio e poi dal 7 inizieremo proprio a fare la fase più intensiva aumentando le dosi giornaliere fino anche a circa 50 al giorno, ovviamente sempre con multipli di 6, quindi non saranno 50 ma saranno 42 piuttosto che 48 eccetera. Prima persona vaccinata, un commento? Sono contentissima, è proprio la fase più rinforzata delle azioni che abbiamo fatto in tutto l'anno 2020 di prevenzione e protezione e quindi meglio del vaccino per prevenire appunto le malattie. Io sono un igienista e concordo pienamente su questa posizione, quindi spero che si possa procedere sempre di più a vaccinare più popolazione possibile. E nel frattempo l'emergenza sanitaria legata al coronavirus desta ancora preoccupazioni in Lombardia e in particolare in provincia di Varese, dove ieri si sono registrati 408 nuovi casi, più di quelli rilevati nella provincia di Milano, e desta anche apprensione l'indice di positività che è risalito al 12,9%. E passiamo alla cronaca. La LIPU, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, denuncia i gravi danni all'ambiente e agli animali provocati dai palloncini e dalle lanterne cinesi lanciate durante le festività natalizie e di fine anno. Si tratta di rifiuti che ricadono al suolo, fa notare appunto la LIPU, e che rischiano di soffocare i volatili. La LIPU ha annunciato che nei prossimi giorni procederà alla pulizia dei parchi. E ancora cronaca per un episodio di violenza e di stalking avvenuto a Busto Arsizio. Vittima una ragazzina di 16 anni che, di fronte all'ennesima violenza subita dal giovane fidanzato, un nordafricano già noto alle forze dell'ordine, ha chiesto aiuto alla polizia
e la ragazza è stata portata in ospedale. Il responsabile delle percosse e delle lesioni è stato denunciato. E chiudiamo con lo sport. Compie oggi 70 anni Bob Morse, grande cannoniere con le maglie varesine di Ignis, Moby Girgi e Emerson. Bob si racconta alla prealpina. L'intervista si può leggere sul giornale in edicola oggi e su prealpina.it. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario delle ore 19. Una buona giornata.